I 3 commissari liquidatori di Veneto Banca indagati dalla Procura di Treviso, esposto partito da una società azionista di Roma, sotto la lente degli inquirenti le scelte del loro mandato che danneggerebbero i risparmiatori. Momento difficile per uno dei simboli dell'economia trevigiana con il peso del crack di Veneto Banca. Il governatore Zaia è un'azienda sana, dice la Regione, a disposizione per dare una mano sul fronte della finanziaria regionale. Shock in un paese della Castellana per l'accusa di violenza sessuale a baby calciatori contro il presidente di una società sportiva. Incredulità, ma l'indagine potrebbe allargarsi. Furgone in fiamme lungo la 4 all'altezza di Roncade. Nel pomeriggio l'autista si accorge dell'incendio accosta in extremis in corsia d'emergenza, salvandosi. La segnalazione di alcuni telespettatori di San Zeno a Treviso, accattoni accampati all'ingresso della chiesa. I residenti dicono situazione costante, fate qualcosa. La morte di Ermanno Olmi, il cinema piange uno dei suoi più grandi registi che viveva ad Asiago, cordoglio in tutto il Veneto e nella Marca. Le penne nere trevigiane pronte al grande appuntamento dell'adunata nazionale degli alpini di questa settimana, l'onda festante in partenza per Trento. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano, in apertura, il nuovo filone di indagine su Veneto Banca. Sotto la lente degli inquirenti i 3 commissari liquidatori indagati dalla Procura per il loro operato che sarebbe stato lesivo nei confronti dei risparmiatori traditi che attendono giustizia. Per loro in contemporanea all'esposto anche una richiesta di rimozione dall'incarico presentata a Banca d'Italia. Sentiamo. Indagini in corso anche sull'operato dei commissari liquidatori per Veneto Banca. E questo è l'ennesimo tassello di una vicenda che passerà alla storia come la più lunga e la più intricata tra finanza rampante e risparmio tradito, con epicentro la Marca trevigiana. L'ipotesi è avanzata da una società romana azionista della Popolare di Montebelluna che accusa i 3 commissari liquidatori di non fare gli interessi degli azionisti, oggi ex. Così Alessandro Lepreux, Giuliana Scognamiglio e Fabrizio Viola sono finiti nel registro degli indagati della Procura di Treviso nell'ennesimo filone giudiziario di un fronte che va dai vertici storici di Veneto Banca ai passati consigli di amministrazione ed ora anche i commissari liquidatori. E la singolare coincidenza vede l'esposto in procura a Treviso dalla società romana presentato praticamente in contemporanea alla richiesta di 15 risparmiatori trevigiani a Banca d'Italia a Roma con la richiesta di rimozione dei 3 liquidatori dall'incarico ricevuto l'anno scorso direttamente dal Ministero dell'Economia. Ci è parso che i commissari liquidatori abbiano poca attenzione agli interessi dei soci. Non è passata inosservata la loro posizione. Prima la banca in liquidazione si è costituita parte civile nei confronti di Vincenzo Consoli e degli altri imputati nel processo istituito a Roma e poi trasferito a Treviso, per poi affermare che Banca Intesa non c'entra nulla con la vicenda giudiziaria. E non sarebbe l'unico episodio contestato. In particolare quando si sono opposti alla partecipazione dei soci alle udienze avanti al Tribunale di Treviso. Praticamente loro hanno detto noi non ci opponiamo al fatto che Banca Intesa stia fuori, diciamo così, dall'azione risarcitoria. Ma soprattutto hanno sostenuto la tesi, secondo me infondata, dell'inesistenza di uno stato di insolvenza della banca al giugno del 2017. E c'è il crack Veneto Banca tra le cause del momento delicato che sta vivendo uno dei simboli dell'economia trevigiana, Pasta Zara, rata di un prestito da 5 milioni di euro e ritardo nel pagamento dei contributi ai dipendenti. Questa è la situazione che ha aperto la crisi nel stabilimento primo esportatore italiano del settore della pasta, una situazione però che a Riese sembra impensierire meno rispetto ad altre crisi come quello di Veneto Banca e in paese c'è fiducia sulla possibilità di uscire da questa impasse. Intanto c'è anche la promessa di un aiuto di una regione che si dice al fianco di questo storico marchio. Qua in paese si parla di Pasta Zara? Qualcosina, ma non più di tanto, insomma, si sente che c'è un po' di crisi, ma più di quello non so. Si parla non di so banche? Di banche, quello sì, senz'altro.
Il commento dal gestore di uno dei bar più frequentati a Riese, paese di Pio X, del cardinale Monico e di Pasta Zara, dal 1898, come recita il cartello fuori dallo stabilimento, simbolo della famiglia Bragagnolo e esempio di azienda del mitico Nord-Est. E sarà per questo che in fondo nessuno crede veramente nella crisi societaria, nel concordato presentato in tribunale, ma soprattutto che non ci sia più la garanzia per i posti di lavoro. 500 tra stabilimento trevigiano, quello triestino di Muggia e quello di Rovato nel bresciano. Tutti però accomunati dal disastro banche venete, che se ai piccoli ha spazzolato i risparmi, ai grandi ha chiuso i rubinetti del credito garantito da azioni diventate carta straccia. Ecco perché Pasta Zara non riesce a pagare la rata del prestito da 5 milioni di euro ed è in ritardo con il versamento dei contributi per i dipendenti. Una situazione che i sindacati CGIL e UIL sapevano da tempo. Come organizzazioni sindacali eravamo già al corrente di una situazione un po' di difficoltà dal punto di vista finanziario. L'azienda non ha sicuramente delle problematiche dal punto di vista del lavoro, perché il settore alimentare è un settore trainante, come sappiamo, anche della nostra economia. Infatti tutti sono convinti che il vulcanico presidente Furio Bragagnolo troverà una soluzione per la quale tutti, ad iniziare dalla Regione, stanno dimostrando sostegno e partecipazione. Io tifo perché si risolva il problema, il concordato in continuità non vuol dire chiudere l'azienda, la Regione è a disposizione per quello che può fare, ad esempio sul fronte della finanziaria regionale. Sappiamo che è un'azienda sana e che produce redditività, cioè produce utili. Dall'altro una posizione debitoria sulla quale ci sarà inevitabile un confronto per capire di uscirne. E già le voci dall'azienda parlano di trattative con nuovi investitori pronti ad entrare in un affare mondiale, visto che Pasta Zara esporta in tutto il mondo, anche se, e questo è il vero timore, la svolta potrebbe far ammainare il tricolore che sventola sui silos. E al bar c'è già chi ipotizza che il caso Pasta Zara sia null'altro che il primo di un tentativo complessivo di far grippare il motore economico veneto attraverso le banche. Certo è che se non avessimo avuto il crack delle banche molto probabilmente oggi non si parlerebbe della partita del concordato di Pasta Zara. La cronaca ora con le immagini del furgone in fiamme poco dopo le 15 lungo l'autostrada A4 all'altezza di Roncade in direzione Trieste, l'incendio che ha interessato un furgone edile cassonato. L'autista si è accorto che qualcosa non andava mentre era in corsa, ha accostato in corsia d'emergenza, quando appena sceso dal mezzo ha visto divampare le fiamme. I pompieri accorsi da Mestre con 2 squadre hanno spento il rogo che ha bruciato completamente la cabina del veicolo. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza, quindi intorno alle 16:30 del pomeriggio. E la strada intanto ieri ha mietuto l'ennesima vittima nella Marca con un 77enne morto a Povegliano. Era passato a prendere il suocero per andare in chiesa dove una delle nipotine stava per ricevere la comunione. All'improvviso la macchina subito dopo un rettilineo ha sbandato verso sinistra ed è finita contro il platano che costeggia la strada. A perdere la vita Mario Borghetto, pensionato di 77 anni, residente a Villorba. Il grave incidente è accaduto in via Povegliano a Camalò. Ferito il conducente della vettura, una Fiat Punto. Si tratta del genero della vittima di 45 anni. Forse a causare la tragedia un improvviso malore dell'automobilista, vista l'assenza di segni evidenti di frenata. L'uomo è stato subito soccorso, stabilizzato e portato in ospedale dai sanitari. Nulla da fare invece per il 77enne, nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo, è morto poco dopo il gravissimo incidente. Sotto shock l'intera comunità dove viveva il pensionato, conosciuto e stimato da tutti. L'anziano lascia la moglie e 2 figlie. Sul posto del sinistro si sono subito precipitati i vigili del fuoco ed il personale del SUAM 118. La Polizia Stradale di Castelfranco ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Ancora la cronaca con i carabinieri che hanno arrestato un cittadino senegalese che poco prima aveva rubato materiale elettronico nel negozio Falcon di Preganziol. Vediamo. Sabato, ore 16, un pomeriggio di shopping anche nel negozio di elettrodomestici Falcon, lungo il Terraglio a Preganziol. Tra gli scaffali diversi clienti. Dalla porta entra un uomo, un cittadino senegalese di 37 anni, pregiudicato, clandestino in Italia senza fissa dimora. L'uomo si dirige verso un espositore di vetro e dopo aver scassinato la serratura preleva un iPad e una cassa Bluetooth per un valore di 800 euro che infila prontamente nello zaino prima di allontanarsi. La scena non passa però inosservata e i titolari chiamano i carabinieri di Mogliano che si mettono sulle tracce dell'uomo. Il senegalese viene ritrovato poco più tardi nascosto in un canale. Nello zaino viene recuperata la refurtiva che i militari riconsegnano al negozio. Il 37enne è stato arrestato e portato in carcere.
Ora ci spostiamo nell'area castellana, dove c'è una comunità sotto shock per le pesantissime accuse di violenza sessuale nei confronti di alcuni baby calciatori contro il presidente di una società calcistica che è finito agli arresti domiciliari. Questo è il comunicato diffuso dal sindaco di Loria. Unica comunicazione ufficiale da parte di questa comunità, al centro di una vicenda che parla di una serie di presunte molestie sessuali nei confronti di giovanissimi calciatori della locale società sportiva. E tra queste righe si capisce il forte disagio del sindaco Silvano Marchiori, specchio dei suoi concittadini. Nessuno vuole commentare una vicenda che vede un adulto al centro di un'indagine che l'ha portato agli arresti domiciliari dopo alcune ammissioni da parte dei giovanissimi, a cui avrebbe riservato delle pesanti attenzioni. Tutto con il condizionale perché l'indagine delicatissima è ancora in corso. Il paese si spacca tra chi non crede che il protagonista sia stato capace di tanto e che questo sia emerso solo adesso, considerando la sua pluridecennale attività tra i giovani, e chi, soprattutto i genitori dei protagonisti, che oltre ad aver raccolto le confidenze dei figli, da qualche tempo avevano notato atteggiamenti poco consoni dell'adulto nei confronti dei più piccoli. Ma tutto rimane tra le pareti delle case o dei bar, su tutto è calato ufficialmente un velo di riservatezza. Non chiamiamola omertà, ha concluso il sindaco, piuttosto speranza che tutto sia solo un brutto incubo. Torniamo adesso a Treviso con la segnalazione di alcuni residenti della zona di San Zeno, del quartiere di San Zeno, che hanno appunto segnalato la presenza costante di senza tetto proprio davanti alla porta della chiesa del quartiere. Una situazione di degrado che va avanti da, dicono, troppo tempo. È vergognosa. A parlare un cittadino di Treviso che a volte alla domenica con la moglie partecipa alla messa celebrata nella parrocchia di San Zeno, ma anche ieri, come già accaduto la settimana scorsa, al momento di entrare in chiesa davanti all'ingresso hanno trovato due senza fissa dimora, un uomo e una donna con tanto di materassi e coperte. Stanno dormendo ubriachi, fumano fuori dalla porta principale dell'ingresso della chiesa di San Zeno. Già la seconda domenica li troviamo a dormire, cioè l'altra volta abbiamo trovato solo lui, adesso lui e lei, ma si trovano spesso, e più tardi ne arrivavano, quando siamo usciti ce n'erano altri 3, che si mettono, per terminata la messa, fuori al coperto. È una cosa che è un po' vergognosa, lo diciamo apertamente, è una cosa che non va. Oltre all'uomo e alla donna ci sarebbero altre persone solite sostare nell'area della chiesa di San Zeno e che utilizzano gli spazi verdi come toilette all'aperto. E fanno i pipì fuori, però bevono, buttano bottiglie, fanno i loro bisogni, si mettono, c'è una aiuola con un olivo, si mettono sopra, io non li ho visti, però ho visto quello che c'era sotto, e fanno i loro bisogni, anche lungo il marciapiede che si entra in chiesa. Come cittadini, ci dice questo signore, ci siamo sentiti in obbligo di segnalare a chi di dovere la situazione anche per sostenere il parroco. Il parroco lo sa, si è informato di competenza, però non ha visto non ha ricevuto niente. Quello del degrado e quello dei quartieri è un tema caldo della campagna elettorale che entra ormai sempre più nel vivo, a poco più di un mese dalle elezioni amministrative di Treviso. Oggi il candidato del centrodestra Mario Conte è tornato a parlare del sondaggio di cui abbiamo raccontato anche sabato, uno dei primi sondaggi sulle intenzioni di voto che vedrebbe Conte appaiato testa a testa proprio con il sindaco uscente Giovanni Manildo. Il sondaggio dell'Istituto Scenari Politici diffuso qualche giorno fa fotografa un testa a testa tra il sindaco uscente Giovanni Manildo e il candidato del centrodestra Mario Conte, un risultato che a quanto dicono i numeri potrebbe essere deciso al photo finish, all'ultima preferenza. C'è infatti una manciata di voti a dividere i due principali sfidanti alle comunali di Treviso, 42% di consensi per Conte, 41,5% per Manildo, e se l'esponente del Carroccio dice di prendere i sondaggi sempre con le pinze, aggiunge poi. Comunque è un dato positivo perché il sindaco Manildo è il sindaco uscente al primo mandato, quindi significa che il gap che solitamente c'è tra il sindaco al primo mandato e il nuovo aspirante è già stato colmato. Voti che vanno cercati anche e soprattutto tra gli indecisi, una missione che spetta non solo al candidato sindaco ma a tutta la squadra. Ora ci aspetta un mese di campagna elettorale e invito veramente tutti i candidati a accelerare, a spingere il piede sull'acceleratore perché dobbiamo andare a convincere tutti i cittadini fino all'ultimo.
In caso di ballottaggio decisivi potrebbero essere eventuali apparentamenti, anche se in questo momento Mario Conte è concentrato sul voto del 10 giugno. La nostra coalizione è una coalizione molto forte e su questa mi sto concentrando e ripeto, il nostro obiettivo intanto è arrivare il 10 giugno nel migliore dei modi, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, poi in caso di ballottaggio valuteremo dall'11 di giugno. Intanto sono 7 ufficialmente per ora i candidati sindaco di Treviso e è scesa in campo infatti per Casa Pound Elisabetta Uccello, che è la terza donna per adesso candidata a sindaco dopo Maristella Caldato di Treviso Unica Tu e di Carla Condurso del Popolo della Famiglia. L'abbiamo incontrata. Un fiume in piena, Elisabetta Uccello, candidata a sindaco alle amministrative di Treviso per Casa Pound. È lei la settima sfidante e la terza donna. Parte subito all'attacco. Corriamo assolutamente da soli perché mi spiace ma non c'è nessuno dei candidati che in questo momento ha il coraggio di fare questa cosa. Idee chiare, no a privatizzazione e stop all'immigrazione. Non possiamo permetterci, dice la candidata a sindaco, di accogliere persone che non hanno la cultura simile alla nostra. Pretendere, come appena detto, i trasferimenti da parte dello Stato, quindi azione legale, cioè cause civili ordinarie per pretendere questi soldi, cause civili ordinarie anche per un abuso d'ufficio nei confronti di chi ha privatizzato, stop alle privatizzazioni di beni e servizi e andremo avanti perché li rivogliamo noi, dobbiamo riprenderci tutto. Nel mirino anche lo SPRAR. Uscita immediatamente da questo sistema che è lo SPRAR, blocco dell'immigrazione, cioè questo porta a delle conseguenze che sono sia sociali che economiche. In questo momento storico ed economico e sociale noi non possiamo assolutamente permetterci adesso di accogliere persone che non hanno innanzitutto una cultura simile alla nostra, perché vengono tutti da una certa fascia del mondo. E abbiamo anche un grosso problema occupazionale. Il compito del sindaco è quello di combattere la povertà e creare occupazione. E allora parliamo della scomparsa stamane ad Asiago di Ermanno Olmi con il cinema, il mondo del cinema e della cultura mondiali che piangono uno dei più grandi registi italiani, anche la Marca in lutto per la morte del grande regista bergamasco di nascita ma veneto d'adozione. Noi non è che viviamo soltanto della nostra intellettualità, viviamo anche della nostra carnalità, grazie a Dio. E quindi questa carnalità che cos'è se non un'espressione della terra? La terra nel sangue e nel DNA di un autore che il cinema rimpiangerà, perché anche quando la sua filmografia ha esplorato altri temi, la natura e il suo rapporto con l'uomo non sono mai mancati. Piange il cinema, piange il Veneto e piange anche la Marca per la scomparsa di Ermanno Olmi. Si è spento a 86 anni in quell'Asiago che da tempo l'aveva adottato, lui bergamasco d'origine. Un cinema altro, un unicum nel panorama italiano e mondiale per l'autore che 8 anni fa parlava così della terra, mentre a Treviso riceveva il premio Jacques Maritain a Santa Caterina. Se la terra ha prodotto questa meraviglia che è la natura e siamo noi, è chiaro che dobbiamo essere, come dire, in alleanza con questa bellezza. Quello di Treviso nel 2010 era l'ennesimo riconoscimento della carriera che lo aveva visto trionfare a Cannes nel 78 con l'Albero degli Zoccoli, quando il dialetto diventò lingua cinematografica. Terra Madre era anche il titolo del documentario che l'anno prima, il 2009, aveva girato proprio nella Marca, immortalando il bosco Girotto a San Cipriano di Roncade. Cineasta autodidatta, pioniere del documentario, autore personalissimo, con titoli come La leggenda del Santo Bevitore e Cammina Cammina, 100 chiodi e Il segreto del Bosco Vecchio. Cinema in lutto e in lutto cittadino sarà Asiago nel giorno dei suoi funerali in forma strettamente privata. Il Veneto perde un eccezionale cantore della sua gente e della sua terra. Ermanno Olmi ci ha lasciato proprio nell'anno conclusivo del centenario della Grande Guerra, abbandonando quei verdi prati dell'altopiano di Asiago che aveva scelto come buon ritiro, ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, ricordando anche come l'ultimo suo film, Torneranno i prati, aveva scandagliato proprio il dolore e la disumanità della Grande Guerra. Perché l'uomo non sa dialogare, avrebbe detto anche oggi. Basta sentire quanto avesse ragione parlando della politica italiana 8 anni fa ai nostri microfoni. Credo che la prima difficoltà sia quella che non riusciamo a parlarci in pace ed è invece una necessità, proprio perché il rispetto delle diverse opinioni, se sono confrontate in pace, possono produrre dei risultati.
Se invece per esprimere un'opinione dobbiamo entrare in conflitto, non arriveremo mai da nessuna parte. Parole quanto mai profetiche, quelle di Ermanno Olmi. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi parleremo della preparazione delle penne nere trevigiane verso l'adunata di Trento. Rieccoci in studio in diretta, dunque la 91esima adunata nazionale degli alpini, è tutto pronto dall'11 al 13 di maggio, ed è iniziato dunque il conto alla rovescia e dalla Marca raggiungeranno Trento oltre 4.000 penne nere. Intanto alcuni gruppi già sono partiti, chi a piedi, chi anche in bicicletta. Ormai è davvero iniziato il conto alla rovescia per la 91esima adunata nazionale degli alpini. A Trento sono attese oltre 500.000 penne nere, dalla Marca ne arriveranno 4.000 e già qualcuno si è messo in marcia. Ci sono persone che partiranno da Castelfranco e da Preganziol a piedi e da Montebelluna in bicicletta per raggiungere Trento venerdì. Quindi è un grande ammassamento felice, portando gioia e pace soprattutto, perché visto l'anno del centenario e la chiusura del centenario, quello che vogliamo portare è pace. Intanto da Treviso sono partiti anche 37 penne nere per raggiungere Trento e sistemare e pulire un'area che si trovava in stato di degrado. Qui si sistemeranno 5 gruppi trevigiani. Da giovedì saranno tutti già super attivi. Per quest'anno il tema dell'adunata è la scritta del DOS: per gli alpini non esiste l'impossibile. Treviso si presenta col suo striscione Alpini senza confini. Una grande festa come solo gli alpini sanno fare, tra canti, colori e tanta allegria. Tutto pronto per dare il via a questa adunata. Ci aspettiamo grande calore, come abbiamo avuto qui a Treviso, grande affiattamento anche da parte della sezione di Trento nell'accoglierci e niente, una grande festa ancora. Si partirà con l'alzabandiera la mattina in Piazza Duomo, poi prima tappa a Rovereto alla Campana della Pace per onorare i caduti. Il pomeriggio arriverà alle 17 la bandiera di guerra del reggimento alpino, poi avremo il sabato con la messa ufficiale in onore a tutti i caduti e poi domenica con i festeggiamenti vari. Molte penne nere sono già in viaggio, come il gruppo di Preganziol che è partito questa mattina a piedi. E continueremo anche nei prossimi giorni a raccontarvi la preparazione e le curiosità degli alpini verso l'adunata di Trento. Adesso parliamo di memoria, di ricordo, una serata particolare a Roncado, un incontro dedicato al 1968, l'anno che cambiò il mondo. Immagini ma anche esperienze storiche che hanno dimostrato come in fondo anche un evento tanto distante come la guerra in Vietnam abbia influenzato in quegli anni anche la comunità veneta e trevigiana. Sentiamo. Società fondata sulla lievità. Quando una canzone da ombrellone era anche un manifesto politico, solo che in quegli anni del boom economico tutti erano troppo occupati a dimenticare gli orrori della fame e della guerra per capire che proprio da quelle parole di Mogol sarebbe iniziato il 1968, l'anno che cambiò il mondo. E a Roncade Luca Pollini, giornalista milanese con esperienze che vanno dal quotidiano La Notte ai reportage di guerra, ha presentato la sua indagine su quei movimenti nati in America e dissolti in Veneto con la fine degli anni di piombo. E tutto parte in fondo con il piombo del Vietnam e la rivolta dei figli dei fiori. Il movimento hippie, che in Italia non venne compreso, anzi venne visto come una moda. Ma sì, fa moda, fa tendenza. E lì si lunga, certo, sì. Poi l'evoluzione a ritmo di musica che lascia Sanremo e arriva al Parco Lambro. E ancora l'eroina usata dai soldati americani in Vietnam che arriva prima nelle grandi città, poi fin nelle piccole comunità. Tutto diventa protesta, una protesta che travolge tutti, anche istituzioni millenarie come la Chiesa, alle prese in quel decennio con la rivoluzione degli altari del Concilio Vaticano II. La dottrina sociale della Chiesa si è espressa nel Concilio Vaticano II, che ha proposto un movimento di cambiamento in tutta la Chiesa, sia nei giovani che negli adulti. Si inizia a discutere nelle università da Trento a Padova, poi le prime bombe, il 69, Piazza Fontana con le valigie partite da Castelfranco e a seguire gli omicidi al petrolchimico di Marghera, firmati con la stella a 5 punte, gli anni di piombo con i covi delle BR a Silea e Jesolo. Oggi sembra un'eternità e soprattutto una storia che non ci appartiene. In realtà sono passati appena 50 anni da quel 68 e la protesta che sfocia in violenza continua ad essere presente. Qualcosa no Global, no TAV,
Occupy, qualche germe dell'hippie è arrivato lì, perché comunque loro erano contro il consumismo, erano alla favore per proteggere il territorio, protezione ambientale. Ma in questa indagine quello che emerge è che non sono i giovani di oggi a scendere in piazza, ma persone con il grigio tra i capelli e molte rughe in più. Cioè, diciamo che tutto sommato i giovani di ieri continuano a essere hippie, perché quelli che protestano per la pedemontana hanno 50 anni. Ma i giovani di ieri sono anche in molti casi i giovani di oggi, perché le idee non muoiono, non hanno età, non muoiono mai. Ed ora la giornata da record ieri per la Treviso in rosa con 16.000 presenze. mamme, nonne e bisnonne, bimbe in passeggino, amiche e colleghe, tutte donne, che hanno dato vita alla quarta edizione della Treviso in rosa. Non una corsa, non una gara, ma semplicemente l'occasione per stare insieme, per dire no al cancro, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Treviso per un giorno si è dipinta di rosa, dalle magliette ai cappellini ai palloncini. Manifestazione per le donne e come donne era giusto partecipare. Partenza in viale Bartolomeo d'Alviano e poi l'interminabile serpentone rosa lungo strade e piazze del centro storico. Una gioia irrefrenabile che ha stupito lo stesso comitato organizzatore formato dalle società sportive Treviso Atletica e Corri Treviso in partnership con la LILT, presente con il gruppo più numeroso. La LILT ha organizzato un gruppo di oltre 1100 donne e inoltre ha presenziato col suo camper per dare informazioni sulla vita dell'associazione, su quelli che sono i suoi scopi, la sua mission, tra cui anche la prevenzione primaria. Un record di partecipanti destinato a crescere per le prossime edizioni, come auspica il presidente di Corri Treviso Enrico Caldato. Non pensavamo di fare un balzo così da 11.000 a 16.000, chiudendo un mese prima che quest'anno le iscrizioni. Abbiamo parlato degli alpini poco fa verso l'adunata, questa sera 20:10, fra pochissimo, riflettori puntati proprio sulla adunata di Trento. In studio ospite con Ferdinando Marino il generale Renato Genovese, presidente del COA, il comitato organizzatore di Trento 2018. E poi dopo 20:10 c'è Ringa, alle 21:15 la politica alle corde, e oggi è stata un'altra giornata importante per il governo, anche se c'è stata l'ennesima fumata nera, uno stallo ancora di governo. Si vota l'8 luglio, questo è il titolo di questa sera. Mattarella ha parlato poco fa portando avanti le due ipotesi: o un governo neutrale, neutro diciamo, di tregua fino a dicembre, oppure il voto che potrebbe essere l'8 luglio. Se ne parla con Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto, Roberto Ciambetti della Lega Nord, Cristian Ferrari, segretario del CGIL del Veneto, e il giornalista Angelo Cimarosti. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto sarà bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese, sul Vicentino e anche sul Veronese, anche con qualche piovasco associato. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 26 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi tra 25 e 26 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumentano le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, i valori massimi invece si attesteranno tra i 27 e i 29 gradi circa.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.